Ciao amici, ben ritrovati per questo 24esimo episodio che inizierà con un flashback. Ricorderete infatti che lo scorso episodio si è concluso con un evento davvero importante per la storia veneziana, poiché il nostro doge Antonio Querini è stato nominato re di Venezia e del suo impero. E allora pensavo proprio di cominciare questo episodio con uno sguardo al passato, cioè tornare a quel momento in cui ormai nel 1530 circa quel doge fu appunto proclamato tale e quindi assurse eh, al più alto rango di Venezia. E voglio proprio parlarvi di cosa lesse eh, e da cosa trasse l'ispirazione per compiere ciò che poi ha compiuto, cioè eh, scacciare gradualmente gli spagnoli dal sud Italia e tentare questa cosa che mancava ormai da circa 1000 anni, cioè di riunificare la penisola italiana. Infatti, intorno a quella data a Firenze c'era mm, una grande personalità che scriveva un testo proprio ispirato alla situazione in cui versava l'Italia, intitolato Sui Principati. E questo doge lo lesse e lo colpì in particolare l'ultimo capitolo. E l'ultimo capitolo che recitava così: esortazione a pigliare l'Italia e liberarla dalle mani dei barbari. Considerato adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco medesimo se, in Italia al presente, correvano tempi da onorare uno nuovo principe, e se ci era materia che dessi occasione a uno prudente e virtuoso di introdurvi forma che facessi onore a lui e bene alla università degli uomini di quella, mi pare corrino tante cose in benefizio d'uno principe nuovo, che io non so qual mai tempo fussi più atto a questo. E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il popolo di Israel fussi stiavo in Egitto, e da conoscere la grandezza dello animo di Ciro, che persi fussino pressati da Medi, e la eccellenzia di Teseo, che gli Ateniesi fussero dispersi, così al presente, volendo conoscere la virtù d'uno spirito italiano, era necessario che la Italia si riducessi nel termine che l'è di presente, e che la fussi stiava più che gli ebrei, più serva che persi, più dispersa che gli ateniesi, senza capo, senza ordine. Battuta, spogliata, lacera, corsa, e t'avessi sopportato d'ogni sorte ruina. E benché fino a qui si sia mostro qualche spiraculo in qualcuno, da poter giudicare che fussi ordinato da Dio per sua redenzione, tamen si è visto da poi come, nel più alto corso delle azioni sua, è stato dalla fortuna reprobato, in modo che rimasa senza vita e spetta qual possa esser quello che sani le sue ferite e ponga fine a sacchi di Lombardia, alle taglie del reame di Toscana e la guarisca di tutte sue piaghe già per lungo tempo infistolite. Vedesi come la prega Dio, che le mandi qualcuno che la redima da queste crudeltà ed insolenze barbare. Vedesi ancora tutta pronta e disposta a seguire una bandiera, purché ci sia uno che la pigli. Ne si vede al presente in quale lei possa più sperare che nella illustre casa vostra, quale che la sua fortuna e virtù, favorita da Dio e dalla Chiesa, della quale è ora principe, possa farsi capo di questa redenzione. Si ricordavano anche che in effetti Venezia aveva il controllo sulla curia. Il che non fia molto difficile se vi recherete innanzi le azioni e vita dei soprannominati. E benché quegli uomini siano rari e meravigliosi,
non di manco furono uomini, ed ebbe ciascuno di loro minore occasione che la presente, perché l'impresa loro non fu più giusta di questa, né più facile, né fu a loro Dio più amico che a voi. Qui è giustizia grande. Justum enim est bellum quibus necessarium et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est. Il che significa infatti è giusta la guerra a chi per chi è necessaria, e sono pie le armi dove nessuna speranza ci sia se non nelle armi. Qui è disposizione grandissima, ne può essere, dove è grande disposizione, grande difficoltà, purché quella pigli degli ordini di coloro che io ho proposti per mira. Leggeva un po' più avanti, sempre nello stesso testo, questo. E non è maraviglia se alcuno dei prenominati italiani non ha possuto fare quello che si può sperare facci la illustre casa vostra. Perché non c'è meraviglia, si chiede, se nessuno è riuscito mai prima di adesso a fare questa impresa? Questo nasce che gli antichi ordini di essa non erano buoni, e non c'è suto alcuno che abbia saputo trovare dei nuovi. E veruna cosa fa tanto onore a un uomo che di nuovo surga, quanto fa le nuove leggi e i nuovi ordini trovati da lui. Queste cose, quando sono bene fondate e abbino in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile. E in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma. Qui è virtù grande nelle membra, quando non le mancasse nei capi. Specchiatevi nei duelli e nei congressi dei pochi, quanto gli italiani siano superiori con le forze, con la destrezza e con lo ingegno. Ma, come si viene agli eserciti, non compariscono, e tutto procede dalla debolezza dei capi. Perché quelli che sanno non sono obbediti, e da ciascuno pare di sapere, non ci sendo fino a qui alcuno che si sia saputo rivelare, e per virtù e per fortuna, che gli altri cedono. E allora andava ancora a leggere un po' più avanti, vedendo alcuni esempi in cui le armate italiane fino ad allora avevano perso, e segue questo consiglio. È necessario, pertanto, prepararsi a queste armi, per poter con la virtù italica difendersi dagli esterni. E benché la fanteria svizzera e spagnola sia estimata terribile, come appunto sapeva benissimo Antonio Quirini, vedendo che la Lombardia era dominata dagli svizzeri e il sud degli spagnoli, non meno in ambodue, in entrambe le fanterie, è difetto, per il quale un ordine terzo potrebbe non solamente opporsi loro, ma confidare di superarli, perché gli spagnoli non possono sostenere i cavalli e gli svizzeri hanno ad avere paura dei fanti quando li riscontrino nel combattere ostinati come loro. Donde si è veduto e vedrassi per esperienza gli spagnoli non potere sostenere una cavalleria francese e gli svizzeri essere rovinati da una fanteria spagnola. Perciò penso bene di mantenere l'alleanza con la Francia a tutti i costi. Andando avanti leggeva: puossi adunque, conosciuto il difetto dell'una e dell'altra di queste fanteria, ordinarne una di nuovo, la quale resista a cavalli e non abbia paura de fanti, il che farà la generazione delle armi e la variazione degli ordini. E queste sono di quelle cose che, di nuovo ordinate, danno reputazione e grandezza a un principe nuovo. Non si debba dunque lasciare passare queste occasioni, acciò che l'Italia dopo tanto tempo vegga uno suo redentore. Ne posso esprimere con quale amore e fussi ricevuto in tutte quelle province che hanno patito per queste illuvioni esterne, con che sete vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte se li serrerebbano, quali popoli li negherebbano la obbedienza?
quale invidia se li opporrebbe? Quale italiano li negherebbe l'ossequio? A ognuno puzza questo dominio barbaro. Piglia dunque la illustre casa vostra, questo assunto con quello animo e con quella speranza che si pigliano le imprese giuste, acciò che sotto la sua insegna e questa patria ne sia nobilitata e sotto i suoi auspizi si verifica quel detto del Petrarca: virtù contro furore prenderà l'arme e fia il combatter corto, che l'antico valore nell'italici cor non è ancor morto. Naturalmente, leggendo questo testo, il nostro re ormai ne fu molto ispirato e perciò diede vita a quello che alle sue azioni seguenti, cioè alla conquista dell'Italia servita agli spagnoli e ancora adesso sta portando a termine, o almeno tentando di portare a termine questa impresa, eh, ormai liberando l'ultima isola nel mare italiano, ancora nelle mani spagnole, e prossimamente ormai volge all'attacco degli svizzeri. Tra l'altro c'è anche da dire che perché si svelasse davvero questo nuovo principe era necessario che prendesse davvero le redini dello Stato, come è successo nello scorso episodio. E ce l'ha fatta nonostante ancora la partita non sia chiusa, perché deve fronteggiare il fatto che nessuno lo riconosce ancora come legittimo re. E... Però ho notato subito che questa elezione lo ha reso più, come si può dire, lo ha quasi ringiovanito, anzi, più che quasi ringiovanito, l'ha ringiovanito proprio. Infatti, come vedete, questo re che ci dice pure che è stato inaugurato nel 1533, cioè 21 anni fa, ci dice che ha 38 anni e questo soprattutto ci dà segno che il nostro re è ringiovanito nello spirito dopo questa nomina, diciamo, perché fino a poco tempo fa aveva 63 anni, come ho potuto constatare, quindi diciamo che ha perso quasi una trentina d'anni, il che non è facile da spiegare effettivamente. Comunque siamo felici per lui. Abbiamo anche notato che ha pure preso un cognome più nobiliare per l'occasione. Infatti prima non aveva il cognome Gonzaga, adesso è Antonio Quirini Gonzaga. Ma forse è bene non farci troppe domande. Ormai siamo quasi giunti a prendere l'ultima idea nazionale di tipo religioso e quindi ad avere il potere amministrativo grazie anche alle super doti del nostro re, che ha le migliori abilità in qualsiasi campo, cioè è davvero quel principe che potrebbe avere l'abilità di unificare l'Italia, di vedere di conquistare Lombardia e Firenze, e dato che la tecnologia ormai ha raggiunto il livello 10 che era quello necessario, finire poi la nostra impresa di unificazione dell'Italia. Allora, ci eravamo comunque lasciati nel mezzo di due guerre, appunto una per conquistare i domini coloniali della Spagna e dei suoi alleati, nonché appunto Malta e possibilmente anche questa zona dell'Africa. Ma non solo, perché c'è anche la guerra contro i norvegesi per prendere le colonie americane e possibilmente anche queste isole, la Islanda e inoltre l'isola, queste sono le Faroarna, vabbè, esattamente. E qui il nostro esercito sta fronteggiando i savoiardi, questi semi
stranieri. E poi, appunto, è nostra intenzione fare il prima possibile attaccare il Marocco, perché intendiamo vassalizzarli in modo da non dover spendere punti per integrare queste province. E probabilmente dovremmo farlo in due guerre, perché non credo che in una guerra possiamo vassalizzarli direttamente. Dovremmo scegliere bene il casus belli, se non altro. Voglio vedere. Ecco, esatto, adesso possiamo usare questo pannello. Era solo un bug momentaneo, quello dello scorso episodio. Va bene, quindi siamo nel mezzo di una battaglia. Tanto per capire un po' la nostra situazione, no? Abbiamo... Qui chi c'è? Ah, questi stanno per bloccare i porti. Questo è pronto a imbarcarsi sulle navi. Qui ormai dovremmo attaccare le province portoghesi, che sono ormai pronte. Allora, io penso che se le distruggiamo poi comunque ci sarà la lana, però voglio avere l'ultima conferma. Dato ad esempio qua si produceva già grano, noi stiamo ricreando la provincia che avevano già fatto gli inglesi, stiamo riproducendo di nuovo grano. Infatti io penso bruceremo la colonia, poi la ricostruiremo e ci sarà ancora lana. Non mi piace questo qua. Quasi quasi le conquisto tutte e due direttamente, chi se ne frega se producono lana o cosa producono. Poi ci sono pure questi inglesi che non si sa proprio come siano arrivati fino a qua. Beh, appunto dopo questa guerra lasceremo un po' fare a loro perché non avremo tempo. Voglio occuparmi di unificare l'Italia e di prendere questa zona prima dei russi, dato che anche la nostra situazione religiosa è migliorata. Abbiamo molti meno infedeli di prima. Qui possiamo anche, esatto, appena ce ne sarà la possibilità, e vorrei condurre le nostre armate, appunto perché devono schierarsi per attaccare il Marocco. Allo stesso modo forse anche queste sarebbe bene condurle più a sud. Vediamo dove sono i nostri leader. Uno è qua giustamente e il peggiore è qua. Beh, non credo che l'armata marocchina possa essere in alcun modo una minaccia. Quindi, allora, i nostri diplomatici sono tutti all'estero, a migliorare le relazioni un po' con tutti. Esatto, tutti a migliorare, no, tutti davvero a migliorare le relazioni. Curioso. Va bene. Qui una bella armata francese. Qui i francesi di sicuro si rimetteranno in sesto, quindi anche l'esito della battaglia, cioè della guerra, penso si possa risollevare bene. Questi stanno ancora qua a riparare le navi. La nostra flotta principale invece si trova adesso qua. Ok. E il leader? Non s- È a commerciare il leader. Brutto sciocco. Cosa ci fai qui a commerciare tu? Vabbè, lasciamolo commerciare. Possiamo partire, penso. No, scherzo. Ah, bene, ci hanno tolto l'embargo. E questi ci offrono un matrimonio reale che in effetti pensavo di offrire io stesso. Ok. Chi è Avignone? Non ci interessa Avignone. Allora io direi di stare attenti a questa battaglia. Qui sono i nostri mercenari al fianco dei francesi in battaglia. Pensavo anche di fare, stiamo stravincendo, degli episodi, come sto cercando ormai da tanto tempo, magari più regolari. Ah, ma voi siete degli davvero deprimenti. Allora, siete deprimenti, ve l'ho detto. Allora, voi siete già pronti per navigare, vedo. Fate così, andatemi qua, fate i bravi. Qui
ci sono degli altri norvegesi che dovrò attaccare non molto lontano nel tempo. Qui devo stare davvero all'occhio perché so come succede, cosa succede. Anzi, forse mi converrebbe andare già adesso. Allora. Perché in effetti se li conquistassi adesso avrei il tempo per mandare il mio colono e cambiare cultura. Mica poco, dai, conquistiamoli. La mia colonia è qua. Ok. Constatavo che adesso ho 3 colonie che è il limite, però ne posso gestire anche 5. Tanto ho dei buoni introiti. Potrei gestire fino a 5 colonie alla volta. Quindi non ho da temere in questo senso. Ok, qui ho finito la manodopera ancora. Siamo sempre alle solite. Ok. Abbiamo affondato la flotta norvegese, speriamo che non ci dia più fastidi. Allora, questi li mandiamo un po' più vicini. Dovrei anche conquistare gli algerini prima o poi. Siamo un po' veloci però, eh. Allora, questi vogliono conquistarsi vabbè, le guerre più ridicole. Vediamo che coalizioni ci sono. Inserirsi, ecco, ecco. Non ho visto se abbiamo guadagnato tradizione all'esercito, ma è quello che spero, perché si facciano davvero pena. Ok, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di buono. Qui, che cavoli fanno qui? Ah, ma stacca la danneggiata, dai. Ecco, ti pareva. Allora, fai così, vai qua. Pirati. Siamo in una situazione un po' complessa. Non ho capito dove sono finiti sti pirati. Saranno... Eccoli qua. Dovrei avere più flotte ancora, pensate. In 2 mesi posso prendere l'idea. Allora. Dov'è che siamo qua? Ecco. Qui ci serve solo aspettare la resa, giusto? Arrendetevi. Poi ci sarebbe pure st'isola. E come sapete, noi abbiamo il predominio al mare e ci pare anche giusto che tutte le isole diventino nostro dominio. La Norvegia non vedo con quale pretesa con la sua flotta insignificante possa ambire a governare l'Islanda. E come qualcuno mi ha anticipato, direi che tutte queste isole siano abbastanza isolate per diventare prima o poi dominio veneziano, come anche forse l'America può essere considerata in fondo un'isola al nostro servizio, a nostra disposizione. Forse mi direte, vabbè, ma anche l'Eurasia e anche l'Africa, volendo, sono una grandissima isola. Però, vabbè, qui c'è da dire che ci sono un po' troppe potenze in una sola isola, quindi a noi ci serve un'isola isolata, appunto, che possa cedere facilmente contro di noi. Oh, tutti ci stanno togliendo l'embargo, ma che bello. Questi stanno ancora scappando. Vediamo che cavoli succede. Prima flotta. Questa è la nostra prima flotta. Ah, bello. Una flotta mortale. Allora. Vediamo.
Esatto, li abbiamo beccati, ma purtroppo non abbiamo beccati i più importanti. L'unica cosa che mi chiedo, in queste montagne riuscirò a farli fuori? Speriamo. Forza vitale. Questa volta non abbiamo i francesi ad aiutarci. Vi è piaciuto l'introduzione? Ui, guardate. L'introduzione. Naturalmente avrete capito che il tizio interessato, cioè il tizio, l'autore era Machiavelli. Allora, io direi ma nello scorso episodio per salvare questa colonia ho speso non so quanto, forse non ho fatto benissimo. 50 di potere diplomatico, so quanto. Non è che non lo sappia. Però forse è stata una follia. Vabbè. Giustamente questi si sono ribellati. Allora, giustamente, col cavolo, giustamente, hanno pagato con la vita. Ah, vediamo un po' come ce la caviamo contro sti. Ma sembra comunque piuttosto bene, eh? Hanno un morale che sta precipitando. Ui, e però la fortuna non ci assiste mai. Mm. Siamo qui nel mezzo al mar. Ok, perché sto andando in questa ah sì, giusto. Dai, un po' più di fortuna, ragazzi. Proprio anche zero, proprio. Però anche loro. Siamo alla pari. Siamo ugualmente sfortunati. Però ci vuole un bel 9 per distruggerli, eh. Così non andiamo sempre più sfortunati di loro. Vabbè, perderanno di certo. Almeno abbiamo guadagnato. No. Perché non guadagniamo tradizione? L'hanno guadagnata loro la tradizione militare. Forse servono armate vere, non mercenarie. Questo è un aspetto curioso, tra l'altro io qui devo dichiarare guerra il prima possibile. Cosa sto aspettando? Ecco, qua ci sono altre navi. Ah no, questa no. Ok, salve. Questa è pronta. Ok, finalmente prendiamo questa. Tolleranza agli eretici non ci importa, ma abbiamo migliori relazioni nel tempo. E possiamo pure prendere. No, questo non ci interessa. Dovevamo saperlo che non ci interessava. Ok. Ma adesso caccia alle streghe non la voglio fare nemmeno io. Allora. Beh, andiamo in Savoia. A fargli guadagnare un po' di tradizione militare a loro a sto punto, da quanto ho potuto dedurre. Ah, beh, qui va molto meglio. Va molto meglio. Perché noi non guadagniamo tradizione? Sono tutti mercenari sti qua. Non ci fanno guadagnare tradizione militare. Si vede che è proprio così. Allora, vediamo un po'. Qui ci sono qualche. Allora, qui dobbiamo togliere un attimo il leader perché. Ecco, li abbiamo distrutti, non ho visto la tradizione ma non è salita, credo. Appunto. Va bene. Non è salita. Vabbè, almeno contro i marocchini lì cosa sono? Cerchiamo di salvare i francesi. No, perché salvare i francesi? Non ha senso.
Ma assediamo il Piemonte, dai. Facciamo così. Uno vai qua, uno vai qua, uno vai qua. Bene. Oh, c'è un ingegnere italiano disponibile. Costa un po' sto ingegnere. Però li spendiamo tutti questi qua. Va benissimo. Tanto i soldi non ci mancano, dai. Ci serve il potere militare, dobbiamo essere sempre progrediti da questo punto di vista. Siamo solo 3 anni avanti tempo, quindi sarebbe bellissimo poter avere un esercito più efficace. Allora, qui abbiamo una nave pesante. Ah, e cosa ci fa qui? Beh, comunque abbiamo anche una, per fortuna. Quanto manca? Ecco. Ok, stiamo assediando tutto il Piemonte. Questi arriveranno in tempo per cambiare la cultura, ottimo. E qui non c'è niente di importante da notare. Qui nemmeno, va bene. Allora, qui abbiamo 7 navi. Che cavoli, qui come siamo? Siamo molto equilibrati, va bene, allora mandiamo altri 4.000 uomini. Purtroppo non abbiamo molte navi in questa zona. Qui la nostra flotta non è ancora arrivata, speriamo non ci siano ulteriori ribellioni, sono molto aggressivi. Cioè, questi qua dovrei... appunto sistemarli. Oh, qui c'è una grande armata nemica. Ma non vedo la ragione per aiutare i francesi. Non c'è proprio nessuna ragione. Sono un terribile alleato io. Forse ci conviene adesso puntare un po' sulla fanteria qua perché se no rimaniamo senza fanteria. Non è il massimo. Facciamo 2 armate di mercenari qua. Poi stacchiamo. Sono 6.000, cosa sono? No, 5, vabbè, quello che erano. Ecco, e ce ne andiamo col resto a condurre le nostre guerre. Qui tanto abbiamo gli austriaci, questi possiamo richiamare quando vogliamo. Ci sono importanti novità, gli spagnoli sono distrutti, appunto non possono resistere alla cavalleria francese come insegna Machiavelli. Sarà vero? Sarà così, sarà così. Allora, qui come andiamo? No, se la cava pure questa navicella. Ce la caviamo tutti. Voi andate qua. Qui abbiamo i 4.000 sull'isola sperduta. E qui infatti... Aspetta però. Questi diventano molto velocemente. Ah, non abbiamo manodopera, giusto. Questo è un guaio. È un vero guaio. Allora io direi... Siamo pronti qua? No, non siamo pronti.
Non siamo pronti, va bene. Allora, iniziamo ad attaccare questi. Il prossimo mese richiamiamo l'austriaco. Che strage. Eccidi e stragi. Allora, vediamo qui se ci sono novità. Non ci sono mai novità. Bene. Ecco, abbiamo ingaggiato il nemico finalmente. Questi stupidi arretrati che non vogliono farsi convertire. Però hanno un buon leader. Anche fortunato come al solito. Mio Dio! Buon leader e fortunato. Faccio vedere io fortunato. Sempre più fortunato di me. Punto senza speranza. Fortunato ma senza speranza. Io direi di approdare un po' più distante questa volta. Vai! No! Russia, dov'è Russia? No! Ho visto Russia, io ho paura della Russia, non voglio vedere la Russia. Vabbè. Che livello militare? 12. Come 12? Sono orientali ma riescono a stare al passo, sti maledetti. Quindi hanno lo stesso livello militare nostro. L'Unione è anche alleata alla Svezia che... Beh, dobbiamo aiutarli per forza. Siamo in controllo. Vabbè, meglio così, non cederemo niente alla Russia. Ok, ce ne fregheremo. Perché sono... No, beh, però vediamo se la Russia diventa... Ok, calma. Svezia, Riga, Russia. Però sono loro che gestiscono. Ok. Non prenderà niente la Russia, si romperà solo un po' le palle. Ok. Vabbè. Bello fare le guerre mondiali, eh? Ci siamo divertiti parecchio. Ah, non siamo più... Come no? Non siamo più in guerra con l'Inghilterra? Non lo siamo mai stati, magari? Davvero? Ah, certo, era la Francia in guerra con l'Inghilterra. Ah, sì? E quindi questa colonia come me la prendo io, eh? Non sono in guerra con l'Inghilterra. Già, no. Lo ero forse. Sì, perché è finita quella guerra lì e io non ci ho neanche fatto caso. Yubidubidu. Vabbè. Ci sarà tempo per disfarci dell'Inghilterra, dai. Ci sarà tempo. Ma in queste battaglie io almeno ho da guadagnare un po' di tradizione militare, qualcosina, dicono. Questi vengono dal... Ecco. Non ho guardato la tradizione. Perché non guardo mai, maledizione? Però posso vederla sempre da qui. Non sembra crescere. Proprio no. No, no. Allora, io adesso... Questi quanto ci impiegano? Poco. Ah, bene, cioè finalmente ceduta Reykjavik. E ormai sta anche cedendo questa. Allora, questo lo mando qua. Questo della Svizzera lo devo richiamare. Mi odia là. Chi sono i miei nemici? Un po' troppi. Allora, azioni di relazione, giusto, giusto. Devo assolutamente chiedere l'accesso militare ad Algeri. Esattamente. Una necessità innegabile. In modo da arrivare il prima possibile. Ok. Mi dicono già che ho una relazione di troppo.
questi sono i grigioni. C'è qualcosa... Ah! Non ho... Tipo, ad esempio, qua possiamo chiamarla campagna. È da un po' che non aggiorno. Dato che abbiamo sempre dato nomi alle regioni secondo le regioni. Poi qualcuno mi chiedeva di rinominare Treviso, mi ero dimenticato. Già. Io pensavo, mi direte se vi piace, dato che siamo a Venezia lo chiamiamo terraferma Treviso. La provincia di terraferma. E questa magari la chiamiamo Delta del Po. C'è quello del Nilo. Capitale Ferrara, terraferma Treviso, va bene. Se non vi piace terraferma, io ci ho pensato un po' riguardo Treviso, però in effetti è la città principale che c'è qui, quindi terraferma mi sembrava il nome migliore per questa zona. Qui Gerba, questa qui ha un nome anche in italiano, adesso però non me lo ricordo. Forse è proprio Gerba, controllerò. Va bene. Andiamo avanti. Bene, questa è la nostra provincia. C'è la colonia, questa. Ah, tu non sei più fedele a noi, eh? Pagherai caro il tuo tradimento. No, scherzo. L'importante è che non rompi. Sono tutti qua a rosicare, sti qua. Facciamo così che almeno per un po' avremo pace. Vabbè, ne lasciamo uno qua e andiamo a Micmac. Micmac. Allora, siamo pronti a dichiarare guerra. Vittore, questo qui. Dov'è l'altro nostro leader? No leader, no leader, no leader. Ah, ecco, leader. Cambia qualcosa? No, infatti. Lo mandiamo a Nizza. Fra pochissimi giorni scoppierà la guerra. Il 21 gennaio, direi. Come se non bastassero le guerre che abbiamo già. Noi abbiamo questa fame di guerre, sete di guerre, chiamatele come volete. Allora, qui abbiamo questa nave ormai affondata. Ok, questa è arrivata. Era appunto il mio piano, invertirle. Ma a sto punto io lascerei qua una flotta magari un po' arretrata rispetto al resto. Perché no? Una flotta così. E invece quest'altra, questa quinta flotta, chiamiamola flotta artica. Anzi, flotta artica con la maiuscola. E invece la flotta veneziana la rimandiamo a Venezia, mi pare anche giusto, no? Qui abbiamo un supporto. Vediamo le nostre flotte che fine stanno facendo, perché gli esploratori qua ci sono. Ah sì. Mercantile dei Caraibi. Sì, non abbiamo molte flotte. Abbiamo le 8 navi qui. Come la chiameremo sta qui? Boh. E tra l'altro credo manchi una nave. Ah, questa la dovremmo ricongiungere. Ok, e non è problema. Ok, mantenuto il nome giusto. E il 21 non è ancora arrivato, eh? Armada Real. Ma come fa una flotta a chiamarsi Armada? Questa è la domanda che tutti ci stiamo ponendo. Comunque ormai la guerra qui la stiamo stravincendo. Quella qua invece
non ispira molta fiducia, perciò Micmac, ecco, e perciò pensavo di rifarmi questo. Ok. Ok, possiamo dichiarare guerra, io direi. Allora, abbiamo qua il leader, giusto? Questo. Ormai con tutto sto esercito ci sta riducendo parecchio, però. Gli introiti, eh? Io direi che la guerra sacra riduce i costi? No, non c'è niente che riduca i costi, maledizione. Io speravo che magari non c'è qua... no, questa nemmeno. Si vede che non c'è proprio, però... Dobbiamo solo usare questo casus belli per il momento, non abbiamo alternative. Non riduce i costi, io credo. Però in effetti, sto pensando. Sì è vero, qui c'è un costo di integrazione pazzesco. Ma dichiariamo guerra con questi safi come... No, anzi con questo. E gli dichiariamo non hanno alleati, fanno proprio schifo. Cioè proprio... Non si sa come potrebbero mai vincere. Questi cosa fanno? Boh, niente. Io rimango qua, in effetti, forse mi conviene. E aspetto l'avanzata del grosso dell'esercito. Allora, poi appena passano, allora questi, come era lecito aspettarsi, stanno tornando indietro. E allora io vado qua, vediamo cosa fanno. Secondo me si impappineranno e basta. Non sarebbe bello se rimanessero tutti lì a fare niente. Hanno delle piccole fortezze. Marrakesh ha un centro commerciale. Allora, vediamo un po'. Qua abbiamo queste, qua queste. Vediamo qui. Non sono ancora arrivati, ma... Eccoli qua, i portoghesi. Bisognerebbe capire la loro seconda colonia dove la faranno, perché sono sicuro che... Eccola qua. Beh, più facile così. Le potremo cogliere quando vorremo. Ste provinciuzze. Ok. Io direi lasciamo qua questi uomini e procediamo. Qui abbiamo un po' di problemi però. Ifni, va Ifni quello. Però io credo che arriverò per tempo. Sono diventati una monarchia amministrativa, ma in effetti anch'io potrei diventare... No, scherzo. No, non posso ancora. E non è che ci darebbe chissà quali vantaggi, anzi, quasi va meglio questa. Ecco, la monarchia assoluta sarà quella che ci stravolgerà la vita. Anche questo è buono. No, ce ne sono di buone, ma...
Ok, quindi qui siamo usciti, non ancora. Allora, uno lo dobbiamo spedire da qualche parte. Cosa ti facciamo fare? Bellissimo. Solite cose. Oh mio Dio, ma voi siete pazzi. 12, 12, 13. Ok. Ve ne state qua, bravi. È passato un mese ormai, credo. No, qui stiamo perdendo uomini anziché guadagnarne. Accidenti. Ok, forse... sempre qualche problema. Mio Dio, ma quanti uomini abbiamo perso nella marcia? Ok. Qua. Mandiamoli qua questi. Ma la domanda è... Ascolta, questo lo devo togliere. Appunto, la domanda è... Dov'è che sto perdendo manodopera io? C'è qualche luogo al mondo dove perdo manodopera? Quant'è che ne manca? 2700 uomini mancano. Vabbè. Si vede che comunque un po' di perdite mensili per i vari assedi, boh. Andiamo a Casablanca, no, a Tangeri, dai. No, scherzo. Ma vabbè, non arriverete mai in tempo. Vabbè, mandiamoli comunque per sicurezza. No, scherzo perché c'è un'armata molto pericolosa lì. Ok. Scherzo. Dolcetto scherzetto. In effetti qua avrò perso 100 uomini anche solo per la marcia. Eccolo. Credo che tu farai una brutta fine. Esploratore, ottimo. Il sogno. Un sogno questo. Distruggere 2 navi con un esploratore. Ok, all'attacco ragazzi. Ecco, voi cosa ci fate qua, scusa? Vabbè. Appunto un viaggio del cavolo. Vediamo, io lo vorrei mettere qua. Ok, grazie. Voi attaccherete il 23. 25, aspettiamo qualche giorno. 27, 28, 29. Siamo bene, in perfetta coincidenza. Almeno i marocchini li battiamo, eh. Questo ve l'assicuro. No, scherzo. Assicurato non c'è niente, però confido di riuscire a sconfiggere questa armata. E se riuscissi a prendere l'Andalusia? Ah, non è più mia. Non l'ho neanche più reclamata. Va bene, va bene. Non è grave, non è grave. Allora, fra pochi giorni... Vai. Ok. Siamo a Ifni. Deserto. Siamo nel deserto di Ifni con la nostra solita fortuna. No. Andiamo all'attacco. I nostri generali... Ah, neanche loro ne hanno di migliori. Dai. Stiamo infliggendo gravissime perdite all'esercito nemico che non è neanche molto provvisto di... ok. Di artiglieria.
Abbiamo perso 900 uomini, ne abbiamo battuti quasi 6.000. Ok, direi che questa sia una vittoria. Vediamo se abbiamo guadagnato un po' di... Sì, un po' di tradizione. Ok. Io direi... Andiamo all'assedio. Annetterli, quanto ci costerebbe annetterli? Vedi, non possiamo. Questa è la vera sconfitta. Volevo vassalizzarli, ma non ci riuscirò. Qui stiamo perdendo. Vedo che le battaglie si sono susseguite con continue sconfitte. Ci converrà fare pace il prima possibile, immagino. Che cosa gli offro a sti... Crimea... È un vassallo? No, non è un vassallo, sarà un protettorato. Ah sì? E quindi se io gli dichiaro guerra? Quindi posso fare una cosa per me vantaggiosa e farla spacciare come cosa a me svantaggiosa. Ma questa è una meraviglia. Devo fare anche presto una guerra qua io però. Ok. Fabbrichiamo pretese su questa zona. Oppure, aspetta, qual è la più vicina alla Russia? Questa. Ok. Questa prendiamo. Kuban? Ah, non posso. E allora faccio Yedistan? Posso. Allora, devo fare pace il prima possibile perché questi qui non vinceranno mai niente. Questa è l'unica cosa chiara. Ma almeno è una guerra difensiva, spero. Devonian Conquest of Ostprussen. Ah no, sì, è difensiva, è difensiva. Perché sennò sareste davvero pazzi voi. Voi non riuscite a concludere l'assedio, voglio dire. E se togliessi anche quest'isola? Ah, finalmente Siena è di nuovo passata alla fede cattolica. Mi sembra molto buono. Casablanca. Vai. Andiamo avanti su questa strada. Vedo che qui sembra che vinciamo. Si ammazzano come dei pazzi, però. Sì, eserciti distrutti proprio. Allora. Qui quanto possono reggere? Ma si possono reggere il necessario. Ok, abbiamo ingaggiato i nemici. Siamo impazziti, arrivate, ok. Zero naturalmente, questa è la nostra fortuna, però... Ecco, abbiamo guadagnato un po', come vedete, di tradizione. Tu rimani pure qua. Voi invece andate... Non arriverete mai in tempo, ok. Giuseppe Bassano. Ok. Abbiamo un diplomatico libero. Ah, siete arrivati in tempo, eh? Però questa forse è meglio mandarla qua. Ce la faremo a compiere qualcosa? Ne dubito. Ah, giustamente il nostro agente è stato subito, prontamente scoperto. Ti pareva? Magari hanno sofferto pure? No. Ah, bene, abbiamo scoperto pure una nuova provincia qua. Non avete molte possibilità, devo dirvi, eh. Ecco, bene, bene, bene.
Ok. Abbiamo comunque un +1 che non si sa bene. Non abbiamo neanche 1000 di artiglieria, però il +1 ce l'abbiamo. Voi tornatevene pure qua. Ok. Forse qui. Allora. Dov'è la nostra flotta? Questa è la nostra domanda. Dove sei, flotta maledetta? Qui stai per affondare, eh? Allora la flotta, questa, andiamola qua. Questa la mandiamo qua, questa dovrà ritornare indietro come al solito. Allora io direi, questo debito lo ripaghiamo perché non si può avere ancora debiti. Allora, qui abbiamo migliorato del tutto le relazioni, siamo ancora in guerra con loro? Sì. Con voi? No, giustamente. Abbiamo visto prima, quindi vi mando un bel diplomatico a sistemare tutto. Abbiamo un nuovo cardinale. 4 cardinali, siamo davvero imbattibili. E ci siamo accaparrati pure questo. Ottimo. Va bene, dai, è passato direi abbastanza tempo. Chiudiamo questo episodio. Sono stato un po' magari più bravo al solito, sarà durato un'oretta. Ok, alla prossima.